In due, armati di pistola con il volto travisato, entrano nel supermercato Conad di via Monsignor Agostini a San Martino di Lupari. Sono le 7:15 di sera. Nel negozio ci sono ancora clienti che stanno facendo la spesa quando i malviventi fanno irruzione. Minacciano le cassiere di consegnare il denaro contenuto nelle casse, puntando loro contro la pistola, terrorizzando le persone che si trovano all'interno. Arraffano il bottino, il cui ammontare è ancora in via di quantificazione, e così come sono entrati si dileguano a bordo di un'utilitaria scura guidata da un terzo complice che li attende all'esterno. Un copione che purtroppo torna a ripetersi. Innanzitutto esprimo la mia solidarietà, mia da parte dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di San Martino di Cupari nei confronti naturalmente dell'esercizio commerciale, ma anche nei confronti dei dipendenti che in quel momento hanno vissuto una situazione davvero drammatica, perché sono quelle situazioni che poi ti restano dentro e che ti feriscono profondamente. In questi ultimi periodi i colpi sono avvenuti un po' in tutto il territorio dell'Alta Padovana, sono episodi davvero molto gravi per i quali bisogna prestare la massima attenzione. Senz'altro andranno in aiuto dei carabinieri di Cittadella, che sono appunto intervenuti per le indagini, anche tutte le telecamere, le immagini delle telecamere della videosorveglianza, perché all'esterno del locale ci sono due punti, due telecamere, però anche sparsi poi nei vari comuni, potrebbero davvero essere importantissime per riuscire a individuare e rintracciare i malviventi. Ma questa amministrazione da subito ha voluto puntare sulle telecamere implementandole, è un lavoro continuo che parte da anni, perché innanzitutto il dialogo con le forze dell'ordine, con i carabinieri, insomma con chi interviene è sempre costante. Dall'altra parte le telecamere sono un mezzo indispensabile per poter controllare il territorio. E mi auguro che questo lavoro sinergico, queste telecamere e anche questo lavoro continuo, perché i carabinieri della compagnia di Cittadella guidata dal maggiore Cavenaghi con il nostro comandante John Vento, che è sempre sul territorio a pattugliarlo, io ho grande fiducia che questi malviventi possano essere catturati e che possano poi scontare la giusta pena. E le indagini dei carabinieri procedono serrate.